Stallone a richiesta, e con questo primo appuntamento iniziamo con tutte le dediche che hai ricevuto in questa prima settimana, Roberto. Ecco, prima di andare avanti con le dediche volevo dire un'altra cosa ancora bella che noi faremo qua proprio al Granata Motorin. Ecco, Giuseppina si è dimenticata di dire una cosa molto bella, ma comunque si sapeva che la dovevo dire io, perché la pubblicità è l'arma del commercio. Voi sapete che io mi aiuto da solo a farmi un pochettino di pubblicità. Il giorno 23 aprile noi facciamo una bella serata qua, una serata di musica, di barzellette, e abbiamo anche un po' di musica per ballare. Veniteci a trovare, perché sarà una bellissima serata, e poi sarà una delle serate ultime che io sto facendo qua ad Adelaide. Poi dopo, nei giorni appresso, ne parleremo di questa cosa qua. D'accordo? Allora, mi dicevi, Alberto, andiamo avanti con le dediche. Ci sono state molte telefonate e io ne approfitto subito per salutare, scusatemi, la signora Concetta, che salutava il marito e i figli, ancora Annunzio Vitagliano alla moglie Immacolata, il figlio Gennaro e la nuora Rosanna. Ancora un salutone per Antonietta e i due figli Frank e Enrico, e volevano ascoltare, se ben ricordate, la telefonata che c'è stata la settimana scorsa a Vesta Rossa. Il telefono, non dimenticatevi il telefono 0417 87 78 97. Telefonate già da adesso a Vesta Rossa. Vai!
sempre molta allegria Stallone, questa era particolarmente allegra. Ma ricordiamo sempre a tutti i telespettatori dell'Italian Television che se vogliono anche scrivere a Stallone o comunque dire le loro impressioni anche riguardo tutto il programma dell'Italian Television, ricordiamo che possono scrivere alla casella postale P.O. Box 128 di Kent Town 5071.